Un itinerario significativo della Prima Guerra Mondiale, esplorando la suggestiva galleria di Cima Neutra e il Monte Cavioio. Mi trovo lungo un sentiero molto interessante sopra l'abitato di Arsiero. Percorro la cresta della rocca su una vecchia mulettiera militare che sale con decisione nel bosco, lasciando spazio a bellissimi scorci sulla conca di Arsiero. Una breve deviazione mi porta a visitare il cimitero di guerra italiano di Cima Neutra. Dal baito smagnotto mi dirigo verso la galleria di Cima Neutra, una lunga e buia galleria ramificata che sale ripida e scivolosa, con uno sviluppo elicoidale e che esce poco sotto Cima Neutra, la cui breve salita richiede una certa confidenza con la roccia e l'esposizione. Quando percorro questi sentieri il pensiero vola a quei ragazzi che cercarono di sopravvivere nel cuore della montagna, dove scavarono alloggi, postazioni, punti di osservazione, depositi e ricoveri. Verso il Monte Cavioio il sentiero costeggia vecchie trincee fino all'ultimo tratto attrezzato. Sul caratteristico cucuzzolo trovo la croce di vetta, il bivacco vettori e una vista da togliere il fiato. Se solo la giornata fosse più limpida, ma poco importa, il giro è stato comunque gratificante e di grande interesse sui luoghi della Grande Guerra.